Buonasera, buonasera, buonasera. Siamo in semifinale di Europa League. Abbiamo pareggiato con lo Sporting Lisbona 1-1, ma non ci siamo ancora, non ci siamo. Questo gioco non va, come diceva e dice Sandro Peccinini, non va perché non è solo colpa di Allegri. Va bene, Allegri non piace, Allegri fa un gioco che fa cagare, fa un gioco, è una parola grossa, fa un gioco. Comunque, così non ci siamo. Il problema sono i nostri attaccanti. E Vlahovic, che non trova mai il pallone. Ora, io posso capire, sei sfortunato, c'è un periodo negativo, ma tiri in porta. Il portiere della para, prende la traversa, prende il palo, non lo so, ma vacci vicino. Ma completamente non riesce a fare un controllo di palla, non riesce a portare palla avanti. Quando capita un cross, ne capitano pochi, ma quando capitano li sbaglia tutti. Cioè non ne imbrocca una. Ora è passato troppo tempo, però sto cominciando a credere che abbiamo un bel brocco, che ci hanno fatto un bel bidone. Vlahovic, Milik, non lo so, pare che dorme in campo, ogni tanto si sveglia, però è dormiente, non lo so, è poco. E Milik non c'è neanche. Ken non può fare affidamento, pare un canguro in mezzo al campo, si sattella, corre a vampara, a zonzo, non conclude niente. E poi che abbiamo Chiesa ci pare che gioca solo, qualcuno lo deve avvisare che non gioca a tennis, ma ci sono altri 9 compagni. Tira, va, dritto, testa bassa e non guarda nessuno. Non è che ti puoi dribblare una squadra, poi non è neanche in forma, ancora non è al 100%. Quindi in poche parole siamo senza punti, senza attaccanti. Chi deve segnare? Segna Rabiot. Rabiot ha segnato in campionato, l'Europa League, in Champions League. Cioè, è pazzesco. E parlavano per Cristiano Ronaldo che quasi quasi era un handicap per la squadra. Ma quello ha fatti più di 100 gol in 3 anni. Ora chi segna? Dove sono quelle belle punte della Juve? Quelli attaccanti della Juventus? Trezeguet, Tevez, e... non lo so, Higuain. Ora qua abbiamo gente davanti che non tira in porta, non tira, non vede la porta. Io non so dove possiamo arrivare, anzi siamo qui in semifinale, va bene, a risicate, con gol alla volta. Mi è vero male che non c'è il gol che vale doppio, se no belli freschi erano. Comunque il problema, Allegri può avere 30-40 massimo per cento di colpe di questa squadra, ma magari miei, gli attaccanti non ci siamo, non pervenuti. Non lo so, è un problema serio. Comunque siamo in semifinale. Al momento ci hanno ridato i 15 punti, siamo terzi, non so fino a quando ci restiamo. Questo passo non credo che prima che ci ritornano a togliere i punti, pensa che un bel po' li abbiamo persi noi.
con le nostre mani. Non voglio essere pessimista, ma guardando questa Juve non posso pensare ad altro. Complimenti alla Roma, complimenti alla Fiorentina, complimenti a tutte e 5 squadre italiane che sono andate avanti. Siamo tutte lì. Calcio italiano protagonista in Europa. E complimenti a Dybala. Dybala. Ma con Allegri, manco Dybala, era la stessa cosa. Io penso che si deve cambiare un po' di aria. In casa Juve si deve cambiare, si deve rivoluzionare un po' di tutto. E va bene, ora ci prepariamo per il Napoli. Che Dio ce la mandi buona. E basta, e vi saluto. Grazie. Se vi volete iscrivere al canale, vi iscrivete. Se volete mettere un like, mettete un like. E se mi volete salutare, mi salutate. Ciao belli, ciao ciao ciao.